La tempesta perfetta è quella che sta affrontando in questi mesi l'agricoltura, le prese con la siccità, con il conflitto che ferma l'import di alcune importanti materie e per giunta anche il caro prezzi dell'energia. Oggi puntata divisa in due, avremo due ospiti. Primo ospite della prima parte di Screenshot, Daniele Castagnavic. Buonasera. Presidente Confcooperative Friuli Venezia Giulia, grazie per essere venuto in trasmissione da noi. Grazie a voi dell'invito. Produttori in crisi, potremmo dire così, in questo momento, o che reggono con orgoglio e grande capacità, insomma, di resilienza? Diciamo che le situazioni sono diverse in base anche ai vari settori dell'agricoltura. Il settore dei cereali è un po' alla finestra perché i prezzi hanno subito un innalzamento delle commodity elevatissimo, causa proprio della mancata arrivo delle commodity dall'est Europa, in particolare dal Mar Nero, quindi dall'Ucraina e dalla Russia. Sì. Però nel contempo c'è stato anche un aumento dei prezzi dei mezzi tecnici, per cui l'urea si è praticamente più che triplicata e il gasolio agricolo ha subito di nuovo un rialzo, anche se col decreto Draghi di lunedì dovremmo avere una riduzione circa del 20% delle accise, 20-25% delle accise, che in qualche modo ci dà una mano. Ma la vera incognita per chi deve seminare mais e soia o piuttosto concimare adesso i frumenti e gli orzi è la mancanza di acqua. Questa va a fare la tempesta perfetta proprio. Esatto. Puoi intervenire in qualche modo parlando di tutto questo problema che si stanno accumulando in generale il governo, la regione, l'Europa? Chi può intervenire innanzitutto? Chi dovrebbe intervenire? Io faccio una battuta in questi giorni, mi viene anche abbastanza spontanea. Abbiamo fatto 30 anni di scelte in cui era meglio comprare dove costava meno piuttosto che produrre dove costava più, ma magari avevamo prodotti più sicuri, più certificati. Insomma, da ripensare il modello globale. Va ripensato il modello globale, va ripensato il modello anche di produrre, alcune cose si possono cambiare. Non necessariamente l'agricoltura è sostenibile solo se biologica, ma la sostenibilità è vero che ha tre gambe, ma non necessariamente biologica. Ecco, la sostenibilità si misura in economia, si misura in impatto sociale e si misura anche in ambiente, quindi ma non solo in ambiente. Quindi che fare? Deve essere la stessa Europa a fare mea culpa di quello che è successo in questi anni? Il fatto, sicuramente sono anche conseguenze delle scelte delle politiche europee, ma anche la nostra nazione ci ha messo del nostro, i nostri governi ci hanno messo del loro, perché molte volte non siamo stati capaci di contrattare alcune scelte imposte dalle politiche agricole del nord Europa. Siamo stati abbastanza deboli su questo e ne stiamo pagando le conseguenze. Bisogna avere la forza di difendere alcune produzioni locali, bisogna avere la forza di, anche nelle scelte energetiche, nelle bioenergie di questo momento, di fare delle scelte importanti. Siamo tutti in attesa del decreto. La interrompo, troppi no. Troppi no. Troppi no che ci sono stati in passato. Esatto. Adesso siamo in attesa su un decreto del biometano, importantissimo, doveva uscire a marzo, le ultime voci dicono che uscirà a fine giugno, e questo solo per dire quanto questo ci rallenta. Noi come mondo delle cooperative alcune idee su queste cose le abbiamo, e tra l'altro l'idea che stiamo tentando di mettere in piedi è non usare un chilo di prodotto nobile, ma solo dei resti di scarti di lavorazione e resti di cultura, quindi penso alla paglia, penso agli stocchi di mais, quindi è qualcosa di diverso rispetto ai classici impianti di biogas, che comunque potrebbero dare già quelli una risposta se autorizzati a produrre qualcosa in più, perché tutti gli impianti di 1 megawatt potrebbero tranquillamente produrre 1,3, 1,4 solo lasciandoli produrre. In questo momento in cui il metano sta diventando un fattore limitante per alcune industrie, forse alcune scelte, e queste proprio possono essere veramente governative, forse andrebbero rifatte. Ecco. Quello che in questo momento preoccupa di più oggi, l'abbiamo visto anche in un servizio lanciato nel corso del nostro telegiornale, è questa siccità che, a dire la verità, ci hanno detto oggi dall'ARPA, si ripete a cadenza anche ogni 4-5 anni. Quando si dicono a cadenza ogni 4-5 anni vuol dire che noi dobbiamo abituarci a questo, soprattutto ultimamente. È un fenomeno che però non riusciamo a porre freno. Nella seconda parte avremo anche ospite Rosanna Clocchiatti, che è Presidente del Consorzio Bonifica Friulana. Cosa si può fare, lo chiederemo anche alla Presidente, cosa si può fare in questo momento per frenare la siccità e fare in modo che, lei parlava prima di alcune culture che già rischiano grosso a partire da questo periodo primaverile? Cosa si può fare? Intanto
dobbiamo avere coscienza che il cambiamento climatico è in atto, è innegabile, ci sono dei dati meteorologici che ci dicono questo e da lì dobbiamo partire. Di conseguenza in Friuli generalmente non è che piova di meno, piove in maniera diversa rispetto agli ultimi anni, soprattutto rispetto agli ultimi decenni, le piogge sono più violente, più concentrate, venti molto intensi, dobbiamo creare delle opere che trattengono l'acqua quando c'è. Dei bacini. Dei bacini sostanzialmente, quindi questa è la Bacini, mini sfida. bacini, ecco, non Esatto. opere impattanti forse, ecco. Esatto, ma ci sono alcune cose che si possono fare anche nell'immediato, perché se penso ai bacini che abbiamo tuttora, li abbiamo svuotati in maniera innaturale in questo periodo, di questo inverno, no? Perché li teniamo bassi e adesso non riusciamo a riempirli, quindi alcune cose si possono fare, alcune scelte si possono fare e molte volte non sono scelte dei consorzi di bonifica, ma sono scelte politiche, perché quando parliamo poi del flusso minimo vitale, eccetera, certamente non sono scelte imposte e in questo momento però l'esempio di quello che è successo ieri sul fiume Isonzo con la moria di pesci, il flusso minimo vitale non serve se poi siamo in carenza d'acqua, quindi certo. Se poi pensiamo a cosa succede a quel del flusso minimo vitale, del tagliamento che fa sì e no 500 metri e poi si inabissa di nuovo nei ghiaioni del tagliamento, alcune cose vanno riviste secondo me. Ecco. Senta, approfitto che lei è qua in trasmissione per concludere questa prima parte di Screenshot per chiederle anche quali sono i settori che hanno risentito di più in questo, tra la pandemia, perché sono ormai 2 anni di agonia questi, tra la pandemia e il conflitto. Mi viene a pensare per esempio ai trasporti, alla logistica, la chiusura dei confini, anche adesso l'import-export, insomma. Per quanto riguarda il mondo della cooperazione, sicuramente la logistica e i trasporti sono quelli che hanno subito di più. Un altro settore particolarmente colpito, nei trasporti parliamo anche di 80% di calo di fatturato, quindi nella cultura, pensiamo ai musei gestiti dalle cooperative, quindi alla chiusura e alla non apertura di queste strutture. È gente che poi ha investito oltretutto, esatto, perché magari ha creato degli spazi da qualche parte. Oppure se pensiamo alle strutture portuali dove, ad esempio su Trieste, dove sono mancate le navi da crociera, per cui tutte le cooperative che gestiscono i porti sono rimaste inattive per mesi. Ecco, questo credo siano veramente i settori che hanno sofferto di più. In agricoltura, quelli che soffrono di più in questo momento, un po' a causa pandemia, ma anche a causa di quello che sta succedendo sulla guerra, soprattutto il settore zootecnico, se penso alle latterie, penso agli allevamenti da vacche da latte, sono quelli che in questo momento soffrono di più. Io ho fatto una battuta giorni fa, le vacche non si mettono in cassa integrazione, però in questo momento veramente ci vogliono misure a sostegno di questo settore, perché altrimenti con i prezzi dei mangimi rischiano di chiudere. Ecco, c'è la volontà di accorparsi magari tra le aziende friulane, la volontà di fare una fusione, appunto per la questione di riorganizzarsi e di ripensare appunto al modello globalizzato e di pensare a creare una vera e propria filiera all'interno ed essere autosostenibili, autoproducenti, insomma, per evitare appunto questo import-export che alle volte non ci può essere. Noi dobbiamo sicuramente riorganizzarci. Io spero che quello che si è compiuto in questi giorni fra la cooperativa Movenica di Fagagna e la mia cooperativa, la cooperativa che io rappresento, la Cervicola Vieris di Castiglione di Strada, che con le 2 assemblee hanno decretato la fusione per l'incorporazione di Movenica in Vieris, ma in realtà è una fusione alla pari, e la nascita di Granaio Friulano, così l'abbiamo chiamata la nuova cooperativa, sia un segnale che vogliamo dare alla politica, vogliamo andare in quella direzione, ma soprattutto un segnale che vogliamo dare al territorio di presenza e di attenzione al territorio, un segnale che vogliamo dare a tutti. Noi ci siamo, assieme ad altre cooperative anche abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di creare un gruppo di lavoro per creare delle centrali di biometano, sempre con gli scarti di lavorazione e con i sottoprodotti. Noi ci siamo, ci proviamo, ci stiamo mettendo una buona volontà e adesso credo che la politica non aspettasse altro, quindi noi sicuramente arriviamo con un attimo di ritardo, ma adesso ci siamo e vogliamo dire la nostra. Una fusione accelerata, possiamo dire, dal conflitto? O un percorso che viene a allora, per quanto riguarda il percorso era iniziato 2 anni fa, il percorso del Granaio Friulano, poi
le vicende della pandemia ci hanno impedito di svolgere l'assemblea in presenza e i due CDA hanno scelto di rinviare fino a quando non fosse possibile farlo in presenza, un po' per la presenza, un po' per scelte di natura tecnica l'abbiamo rinviata fino adesso. Dopo 2 anni ci siamo, la pandemia cade un po' a fagiolo, c'è stata una spinta ulteriore, credo che proprio in questo momento queste scelte abbiano ancora più peso. Era una scelta importante 2 anni fa, lo è ancora di più adesso. Castagna Vizio la ringrazio per essere venuto in trasmissione, le auguro buona serata, bocca al lupo per tutto il comparto delle cooperative, ne avete bisogno. Grazie a voi, buonasera a tutti i telespettatori. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di gran lunga di siccità con la Presidente della Consorzio Bonifica Friulana, Rosanna Clocchiatti. Eccoci tornati in onda con Screenshot, seconda parte, parliamo di siccità con tutto ciò che ne comporta per l'agricoltura. Oggi abbiamo letto anche sui quotidiani nazionali che non piove da ben 107 giorni, non si prevedono precipitazioni almeno fino all'inizio di aprile, ma di quelle abbondanti. Adesso non siamo dei climatologi, noi neanche non cerchiamo di azzardarci da quel punto di vista, però abbiamo letto anche che il Po, per esempio, ha registrato un deficit di pioggia del 92%, oltre 100 mm, e l'acqua del fiume è inferiore addirittura alla sua portata a quella di agosto. Cerchiamo di capire un po' a casa nostra quello che accade. Rosanna Clocchiatti, Presidente Consorzio Bonifica Pianura Friulana, grazie per essere venuta in trasmissione. Grazie a voi. A noi c'è caro il tagliamento, vorremmo capire un po' com'è la questione, insomma, delle portate dell'acqua per quanto riguarda i Friuli. Diciamo che la situazione in questo momento è abbastanza grave, non per allarmare nessuno, ma da noi comunque non piove da dicembre, per cui la situazione è abbastanza critica. In questo momento il tagliamento ha poca acqua, ha quell'acqua che comunque gli permette di mantenere un suo regime, però questo poi ha delle ripercussioni che andranno ad avere un impatto molto importante su quello che riguarda il sistema derivatorio del consorzio, in questo caso Pianura Friulana, per l'irrigazione e per tutte le attività che in questo momento poi il consorzio stesso svolge. Cosa potrebbe accadere se non dovesse piovere nei prossimi intanto, giorni? Avete un'azione già mirata e pensata? Sì, diciamo che intanto l'acqua è un bene, ne siamo consapevoli tutto, molto prezioso. Serve per l'agricoltura ma anche un bene per usi civici. Ci tengo sempre a sottolineare che l'ecosistema del Friuli dipende anche da questo, per cui c'è una grande consapevolezza che l'acqua deve essere utilizzata in modo razionale, quindi non sprecata e utilizzata soprattutto quando serve. In questo momento noi con i primi di aprile partiremo con tutta una serie di attività che riguardano il consorzio, penso all'antibrina. L'antibrina non è altro che la vaporizzazione, dico io, ma l'irrigazione e l'utilizzo dell'acqua per le gemme degli alberi da frutto e serve per proteggere per le gelate notturne. Questa è un'attività che veniva fatta molto sporadicamente dal mondo agricolo, attualmente è già il 4º anno di seguito che viene fatta, per cui ci rendiamo conto che il cambiamento climatico ha un impatto molto importante. In questo momento noi stiamo riempiendo i canali per garantire questo servizio, oltre alle irrigazioni che vengono fatte per i prodotti autunno-vernini. Sappiamo che però non sarà così sicuro avere l'acqua su tutti i canali, perché purtroppo la derivazione di Ospedaletto, che è quella che poi convoglia l'acqua nel canale Ledra, è molto bassa rispetto a questo periodo, per cui non garantirà probabilmente fino alla fine delle condotte la possibilità di avere l'acqua. Questo è molto problematico perché chi avrà bisogno e chi necessiterà, se non piove, rischierà di non poter usufruire di un servizio che noi comunque diamo. E quali culture potrebbero essere a rischio a questo punto? Se non riusciremo a garantire l'antibrina, una buona parte delle culture a frutta, penso tutto il Medio Friuli, ma anche la Bassa Friulana in questo caso, avranno delle difficoltà perché le gemme verranno bruciate e quindi rischieremo di avere una perdita di produzione. E tutte le culture autunno-vernine, fino adesso è stato freddo, non c'è stata una grossa esigenza idrica perché le temperature non sono alte. Ci troveremo invece con le temperature in previsione, parlano di 21 gradi fino a domenica, per cui certo. Non dico estate, ma insomma temperature importanti, con l'acqua che sembra, la pioggia non sembra in previsione almeno fino a venerdì, le previsioni non mettono pioggia, e quindi con le culture cereali,
orzo, frumento, orticole anche, perché queste sono comunque colture primaverili che avranno difficoltà e se non riusciamo a garantire l'irrigazione rischiamo di perdere una parte del Certo, prodotto. una volta si diceva marzo pazzerello perché pioveva, porta l'ombrello, adesso è il marzo pazzerello perché fino all'altro giorno avevamo anche meno 3, meno 4 gradi la mattina, tuttora si sveglia sul frescolino, però dopo si hanno queste escursioni termiche come 23 gradi di oggi, ecco, quindi non è facile insomma anche fare l'agricoltore in questi momenti. Ecco, Beh, diciamo sì che è un po' di anni che gli agricoltori si trovano a fare di notte l'antibrina e la mattina ad irrigare gli autunno-vernini. Non è più una condizione straordinaria, ma sta diventando l'ordinarietà. Quindi quando parliamo di cambiamenti climatici siamo perfettamente dentro. Come si fa a contenere i consumi idrici? Perché comunque bisogna contenere i consumi idrici, no? Avete come consorzio di bonifica, avete cercato di fare un vademecum anche per il prossimo futuro, dico, per i prossimi mesi? Allora, proprio per la consapevolezza dell'importanza dell'acqua, partiamo con sollecitare intanto l'utilizzo dell'acqua solo se serve. Se non serve, vediamo passare l'acqua, non occorre utilizzarla. Questo permette intanto di non utilizzare una fonte così rara e così preziosa, il famoso oro blu, no? Si parla se non è necessario. E dall'altra lo lasciamo dove effettivamente c'è l'esigenza. Posso anche dire anche per contenere eventualmente le bollette? Assolutamente sì, assolutamente sì. Visto che il tema delle bollette si parla tanto di luce e gas, però sì, beh, nel attenzione nostro anche all'acqua. ha un impatto molto importante questo, anche nel consorzio, le previsioni sono importanti, diciamo così, per cui utilizziamo solo se serve e quindi apriremo gli impianti solo se effettivamente c'è la necessità. Dall'altra parte utilizzeremo solo i canali effettivamente dove l'acqua serve realmente, quindi non andremo a riempire i canali dove non c'è la necessità di irrigare. Questo permetterà di avere un po' più di acqua e di permettere di garantire il servizio nel migliore dei modi. Ecco, stiamo lavorando in questo senso, utilizzando anche strumentazioni che possono in qualche modo, dove piove, no? Con la misurazione dei pluviometri, evitare di utilizzare e di aprire l'impianto in quel momento. Questo lo stiamo pensando soprattutto per il periodo estivo, no? Dove sappiamo che c'è sempre una grossa necessità di acqua, ma molte volte c'è la scarsità. Noi abbiamo il limite del minimo del flusso vitale o minimo del flusso ecologico, attualmente viene chiamato così, possiamo garantire ancora una quantità di acqua nei canali perché c'è in atto una sperimentazione che vuole far vedere che comunque anche se i quantitativi di acqua che ci vengono richiesti di rilasciarli all'interno del tagliamento sono molto alti, anche con quelli che attualmente vengono lasciati c'è la sopravvivenza di tutto l'ecosistema dell'asta del tagliamento, per cui c'è nato questo che permette comunque l'utilizzo di parte dell'acqua. Materia necessaria per garantire, ripeto, un ecosistema che non è solo irriguo. Approfitto di quello che aveva detto prima Castagna, quando parlava di bacini. Ha sentito mentre parlava di bacini, mini bacini, che magari potrebbero essere utili? Beh, diciamo, sì, diciamo che noi stiamo già lavorando, no, in prospettiva futura su tutta una serie di opere o comunque di miglioramenti, ammodernamenti degli impianti in prospettiva proprio della scarsità d'acqua. Perché se ne parla un po' da anni, assolutamente. No? Era della classica situazione del partito del no, no? Perché tante volte si è parlato e poi non si è mai concretizzato perché c'è sempre qualcuno che si è messo di traverso, adesso però le scelte devono essere fatte, no? Diciamo che noi siamo un ente tecnico, le scelte spettano a livelli istituzionali, noi possiamo sensibilizzare e portare quelle che sono le necessità di un settore e di un mondo assolutamente importante. È necessario. È necessario. I bacini, noi abbiamo sempre di più richiesta di acqua dove l'acqua di fatto non c'è, dove non si è mai irrigato. E penso a tutte le zone collinari, c'è già uno studio di fattibilità sulle zone dei colli orientali per intenderci. Stiamo lavorando su altre zone magari meno visibili in termini di pregio, però che hanno delle colture assolutamente importanti, allevamenti ad esempio, quindi nelle zone collinari e anche nella Bassa Friulana. Un tempo si faceva solo la bonifica nella Bassa Friulana, cioè tu dovevi togliere l'acqua dai terreni per poter coltivare. Adesso ci stanno chiedendo che l'acqua per poter irrigare le coltivazioni, quindi il problema è assolutamente inverso. Incredibile. E da questo punto di vista stiamo lavorando sia sull'ammodernamento delle strutture, ma anche sulla prospettiva di fare delle riconversioni sempre più importanti che servono a garantire minore spreco d'acqua, parliamo del 50%, e dall'altra parte anche a rendere agevole il lavoro dell'agricoltore. Avere l'impianto
che tu accendi in modo semplice invece di andare con la pala è assolutamente diverso. Assolutamente, certo, dobbiamo andare al passo con i tempi, però mi ha fatto sensazione che ha detto che il processo è inverso adesso in questo momento. Le chiedo un'ultima cosa, prima avevo chiesto a Castagnovic come poteva intervenire il governo, la regione, l'Europa, insomma, per i produttori in crisi per quanto riguarda l'agricoltura, soprattutto la cerericoltura. Le faccio la domanda sul PNRR, se può venire in aiuto o è venuto già in aiuto per i consorzi, per l'irrigazione in qualche modo, Allora, oppure o è venuto incontro in parte? diciamo che noi abbiamo partecipato a un bando del MIPAF, Ministero dell'Agricoltura, dove abbiamo presentato 32 progetti, 33, poi uno non è entrato in graduatoria. E di questi 33 progetti attualmente 10 sono quelli finanziabili che spettano al Consorzio Pianura Friulana. Le chiedo subito, è un buon risultato o no? È un buon risultato perché Sì. su 41 in graduatoria, 10 sono del consorzio, quindi vuol dire portare su un territorio come quello della provincia di Udine, in questo caso, circa 60 milioni di euro se andassero a finanziamento. Vuol dire non solo ammodernare gli impianti e quindi risparmiare acqua, vuol dire però anche far lavorare il territorio, imprese, tutto quello che ci sta attorno alla realizzazione di impianti di questo tipo. Penso che questo sia effettivamente un qualcosa di molto importante. Non basta, perché sappiamo che questa è una parte di quello che può essere il lavoro da fare sul territorio, ci vuole anche molto altro, per cui noi come consorzio cerchiamo di trovare tutte le opportunità che possono portare dei finanziamenti che poi riescono a dare dei risultati importanti per fare un'agricoltura di qualità. Lo diceva benissimo prima il presidente di Confcooperative, se noi non abbiamo l'acqua non facciamo produzione di qualità. Ci troviamo con territori che adesso vengono lasciati incolti o comunque non coltivati perché poi l'acqua non c'è. Perfetto, io la ringrazio per essere venuta in trasmissione da noi, la ringrazio, Grazie a voi. anche lei al consorzio. E io vi saluto, telespettatori, ci vediamo domani sempre con un'altra puntata di Screenshot, non mancate, solito orario 19:45. Grazie, arrivederci.